Alle nostre spalle la passerella pedonale è terminata a tempo di record. Martedì ci sarà l'inaugurazione da parte delle istituzioni, ma non sarà ancora accessibile al pubblico. Sindaco, quando si potrà vedere le persone passare e vedere collegato, almeno pedonalmente, Portofino con Santa Margherita? Sì, martedì facciamo il primo passaggio. Abbiamo sentito ieri l'azienda che ha fornito la passerella, ha detto che lunedì vengono a fare le finiture che mancano ancora e poi ci sarà il collaudo in seguito. Martedì passiamo, martedì 4 istituzioni verranno a Portofino, facciamo questo passaggio tutti insieme, che è un bel segnale perché sono tutte le persone che hanno lavorato intensamente in questi giorni per creare questo primo presupposto di togliere Portofino dall'isolamento. Adesso si valuterà qualche giorno un attimo dal punto di vista di gestione della passerella. Ecco, adesso ci incontreremo noi, il Comune di Santa Margherita, città metropolitana, che è la proprietà della strada, per normare i passaggi. L'idea sarà quella comunque di poter avere un uso abbastanza aperto della passerella per il periodo natalizio. Un lavoro di squadra che ha visto le amministrazioni, Regione, Città metropolitana insieme. Portofino e Santa Margherita, due realtà che comunque sono sempre più vicine. Sì, davvero, credo che come eravamo unite prima nella collaborazione per fare cose insieme, adesso siamo uniti nella disgrazia per cercare di rispondere positivamente e mi sembra che questa sinergia sia stata molto importante e abbia dato risultati concreti, non solo tra Portofino e Santa Margherita, ma anche con Città metropolitana e Regione Liguria. La passerella toglierà Portofino dall'isolamento, ma occorre ancora lavorare, c'è il depuratore da ripristinare, la viabilità comunque fino a qui ancora abbastanza compromessa. Che tempi vi siete dati? Altrettanto è molto importante in effetti che la passerella già da questo Natale possa levare Paraggio e Portofino dall'isolamento e dunque consentire anche di svolgere attività e dare servizi nel borgo di Portofino. Poi certo, per arrivare fino a qui si passa attraverso l'area della Cervara, dove ancora abbiamo una serie di situazioni da risanare. Penso al depuratore che in realtà già adesso sta lavorando in pretrattamento, dunque non sta inquinando, sta lavorando in maniera funzionale. C'è ancora bisogno di riuscire ad andare nella condotta quella lunga e non nella breve, e c'è ancora necessità di rimettere in sicurezza tutta la scogliera mare. Stiamo trattando con i reti per concordare le modalità e i tempi dell'intervento.